Direttore Nencioni, anche in Friuli non è esente dal fenomeno dell'emigrazione dei ricercatori, come un po' tutta Italia, e anche in Friuli esiste questo fenomeno. Quale può essere il ruolo di Confindustria per governare una mobilità e fare in modo che non si perdano capitali umani che possono invece aumentare il benessere della nostra realtà? Allora, stiamo parlando di attrattività del territorio e nell'attrattività del territorio ci sta anche l'attrattività dell'impresa. L'impresa per essere attrattiva deve essere oggi innovativa, quindi grandi investimenti in innovazione che significano anche investimenti in formazione per l'innovazione, grande attenzione all'internazionalizzazione, però in generale le imprese devono aumentare un po' di dimensione. Questo abbiamo visto che genera tutta una serie di aspetti positivi e insieme agli aspetti positivi c'è anche l'attrattività del territorio. Di per sé non consideriamo negativo il fatto della mobilità, il brain drain è a mio avviso meno negativo del brain circulation, da noi non arrivano cervelli, partono e basta attualmente, quindi bisogna intensificare un'attrattività perché i cervelli che partono possano rientrare ma che possano arrivare anche alte professionalità dall'estero e da altri territori. L'impresa privata da sola ce la può fare o serve che anche il pubblico ci metta del suo? No, ovviamente non ce la può fare da sola, questo è un ragionamento di sistema che va fatto con tutti gli attori disponibili e anche il pubblico deve fare la sua parte. Per quanto riguarda questa regione mi viene in mente per esempio a sviluppo impresa dove possono essere allocate delle risorse in campo innovazione e poi si può pensare anche a delle defiscalizzazioni relative ad assunzioni di alte professionalità anche fatte con la fiscalità locale e cioè l'IRAP.